Con Daniele Gabriele, dopo la vittoria per 3-0 della sua Roma Calciotto sul De Angelis, ottima la prestazione, con l'assenza anche di giocatori importanti, soprattutto a centrocampo, mancava Giannini, soprattutto una vittoria molto importante per ridare fiducia all'ambiente e per continuare la lotta ai play-out. Sì, sicuramente è una partita importante a cui tenevamo in maniera particolare perché ieri è stato il compleanno del presidente, quindi ci tenevamo a dedicargli una vittoria. Una partita contro una squadra che comunque stava sopra di noi, conosciamo, ci ha messo in difficoltà sia all'andata che in Coppa Italia, quindi una squadra organizzata. La nostra squadra ha giocato diciamo, molto più equilibrata rispetto forse alle ultime uscite e ci siamo un po' ritrovati, siamo soprattutto riusciti a segnare, cosa che ci è mancata nelle ultime gare. Mi permettete di dire, siete riusciti soprattutto a chiudere la gara, molto spesso avete segnato senza poi chiuderla. Faccio l'ultima, prossima partita contro la Ragnatela, una squadra più in alto di voi in classifica, ma ormai ogni partita diventa decisiva, scenderete in campo immagino con lo stesso spirito visto oggi. Sì, sicuramente scenderemo in campo con lo stesso spirito visto oggi perché non possiamo fare altrimenti, noi dobbiamo giocarci la permanenza in Serie A in questo momento, quindi non possiamo lasciare nulla sul campo. Una squadra che rispettiamo, una squadra fatta di amici, di persone serie con le quali ho dei rapporti anche di amicizia. Spero che rimangano tali anche dopo la partita, comunque sì, a parte gli scherzi, no? Sarà sicuramente una bellissima partita da due squadre che giocano molto, molto bene a calcio. Grazie a Daniele Gabriele. Grazie.